Assenza di uscite di emergenza, piano di prevenzione incendi del tutto inesistente, presenza di barriere architettoniche, impianti elettrici obsoleti e sospette lesioni strutturali sono alcuni dei fattori che hanno spinto il dirigente del nono Dipartimento Comunale Sicurezza, ingegner Franco Bellavia, a dichiarare inagibili i locali di Via Roma che ospitano gli uffici del Dipartimento Affari Sociali. Negli uffici ubicati al piano terra dello stabile di proprietà dei padri vocazionisti, le necessarie opere di manutenzione sono testimoniate dalla muffa presente sulle pareti, frutto questo delle infiltrazioni d'acqua. Oggi in Via Roma, riunione della terza commissione consiliare Solidarietà e Sicurezza Sociale, presieduta dal consigliere Giuseppe Rizzuto, alla presenza tra gli altri anche dello stesso tecnico che ha redatto la certificazione di inagibilità e il dirigente di settore Orsolina Sorce. Quest'ultima riferisce che in passato ha più volte chiesto alle amministrazioni che si sono susseguite interventi di manutenzione. Gli uffici di Via Roma, in attesa della messa a norma dei locali, si trasferiscono in piazza Don Giustino. Oggi alla Commissione abbiamo effettuato un sopralluogo sulla sicurezza sociale di questi locali perché sono inagibili e con immediata esecuzione devono essere chiusi. Perché manca di tutto, di barriere architettoniche, manca di vie di fuga, i solai sono tutti lesionati, c'è qualche calcenaccio che già va cadendo e per la tutela della comunità pubblica